Non c'è speranza per quanto riguarda i furti, ormai siamo rassegnati a dare ogni giorno notizie di furti in abitazione. Andiamo a Tezze sul Brenta da Vanessa Banzatto e dal nostro operatore Renzo Rigon, perché 3 case svuotate nel giro di poche ore. Ieri sera, a te Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Davvero non c'è tregua per quanto riguarda i residenti, in questo caso specifico di Campagnari, di Tezze sul Brenta. Ci troviamo in via Adige, dove ieri davvero i ladri hanno fatto razzia in diverse abitazioni. Abbiamo scoperto che sono più di 3 le abitazioni, tra l'altro prese di mira dei malviventi. Con me Domenico Oliveto, che è proprio una delle vittime dei ladri che ieri sera, poi sentiremo anche nel racconto, hanno colpito in ben 2 occasioni distinte lungo la via. Signor Domenico, ci racconta cosa è successo? Sono entrati in casa sua? Sì, ieri sera sono entrati in casa e in pratica io stavo cenando in cucina giù da basso, ho sentito un strano rumore, sono salito le scale, ho trovato la porta chiusa all'interno e subito ho pensato ai ladri. Ho fatto il giro all'esterno della casa, ma loro dove sono entrati sono fatto la fuga, sono scappati e non ho riuscito a vedere nulla. Tra l'altro lei è corso dietro ai ladri, ai malviventi, assieme a anche un altro residente. Dopo sono andati in altre 2 o 3 vie qua dietro della via Adige. Nel ritorno, quando sono andati via i miei amici, i compagni che erano avanti qua, siamo andati fuori in strada. E in pratica, vedendo dove sono entrati, Certo. entrando sulla strada non abbiamo visto niente. Di fronte a me c'era un'altra casa, abbiamo visto 2 ombre, abbiamo visto 2 sagome di ladri vestiti in nero e tutto quanto. Dopo i ladri hanno urlato andate via. Sono stati i ladri che hanno urlato a voi di andare via? Sì, andare via. Dopo siamo entrati di qua per andarli a seguire. Uno è saltato fuori del giardino della muretta laggiù in fondo e ci ha rincorsi. Aveva un bastone, non so se aveva un manganello, cosa aveva, ci ha raccorsi e noi siamo scappati perché non sai cosa hanno in mano, hanno coltelli, non hanno coltelli, perché qua ragazzi non si sa più come fare. E dopo ci ha lanciato il bastone e dopo ha preso a sassate io e anche il mio amico, che li abbiamo come per andare a vedere cosa stavano facendo, e siamo scappati su di qua. Lei, ecco, ieri sera poi sono arrivati subito i carabinieri perché li avete avvertiti e avete detto che questa strada era davvero piena di gente. Ieri sera alle 7:30 sono entrati da me, sì, eravamo in 5-6 qua. Dopo sono ritornati la seconda volta perché sulla via che sono entrati sì. C'era mia figlia che ha chiamato e lui ha detto manda di quei carabinieri che i ladri sono qua di nuovo. Sono arrivati 4 pattuglie di carabinieri e una della polizia. E sono arrivati anche i vigilanti dove sono scappati qua i ladri che c'è dietro qua, ma 11:30 qua tutta la via eravamo fuori fino a mezzanotte e 10. Quanta paura ha avuto lei? Robe da matti, non si può più vivere così, perché arrivi a casa, ne fai anche ora a mangiare e vengono a trovarti dentro in casa. Non è impossibile andare avanti così, bisogna che prendiamo qualche provvedimento anche da soli. Io capisco che i vigili, i carabinieri, le forze dell'ordine ci danno una mano perché fanno quello che possono, ma le mani legate anche loro. Bisogna che prendiamo una provvedenzione seria anche da noi stessi, perché ho visto anche il signore qua, ha visto il ladro scappare da casa. Anche questo signore ha visto il ladro scappare da casa sua? Sì, l'ho visto. E cosa fa? E abbiamo in quella pila, abbiamo corso dietro, sono saltati nel terrazzo mio, sono andati giù nella mura, hanno scavalcato e... Sono degli acrobati, come lepri, non so, una roba impressionante. Certo è che siete stanchi di questa situazione. Io stavo guardando la partita di calcio, no? Che era Atalanta-Juventus, e sento mia nipote gridare, porco boia cane, è successo qualcosa. Diavo canaglia, ho detto cosa stava male, e invece vengo fuori, vedo tutta questa gente, i carabinieri e cose come, una roba. Senta, lei diceva che mangia
con sul tavolo che cosa? Sempre un coltello, perché visto che se vuoi un po' di sicurezza a casa, almeno dentro casa mia, dopo un anno di lavoro, anni e anni di lavoro, sacrifici, e vieni a casa, devi fare il guardiano della tua casa, non si può più, signori. Signori, bisogna che ci armiamo da soli, perché prima o dopo, mi dispiace, succederà qualcosa. Poi non è possibile andare avanti in questa maniera. Siamo stanchi, siamo stanchi, non si può andare avanti così. Hai sentito, direttore, sono davvero esasperati, non ce la fanno più, perché questa situazione davvero sta preoccupando, sta spaventando i residenti. Dicono: non siamo più padroni neanche di stare a casa nostra, non ci sentiamo più sicuri neanche in casa nostra. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a raggiungere anche altre persone che ieri sera sono state vittime di questi colpi, e nel caso ti richiedo la linea, direttore. Certo, Vanessa, grazie, richiedicela senz'altro, perché queste sono testimonianze importanti. Sono mesi che noi parliamo di un assalto al territorio, avete addirittura sentito ladri che colpiscono e poi tornano senza nessuno scrupolo, senza nessuna remora, perché sanno di farla franca. Il governo ieri ha aumentato le pene, ma non serve aumentare le pene, bisogna che il territorio sia coperto capillarmente, sia protetto capillarmente dalle forze dell'ordine, che hanno bisogno di più uomini e di più mezzi. Ieri una decisione sulla legittima difesa, un leggero intervento per fare in modo che anche i cittadini non vengano iscritti automaticamente nel registro degli indagati, ma serve a poco. Qui la gente chiede la possibilità di difendersi sempre e comunque in casa propria in caso di aggressione. E riproponiamo il servizio su Marostica, la svolta sulla indagine sull'assalto ad un negozio di alimentari, ad un'abitazione avvenuto lo scorso anno. Una bassanese di 54 anni faceva da palo alla banda. Sentite la testimonianza di madre e figlio che erano stati aggrediti. L'abbraccio tra madre e figlio alla notizia dell'arresto della 54enne che con 2 complici avrebbe agito quella terribile notte. Un abbraccio che scioglie almeno in parte la tensione di questi mesi, la paura vissuta nelle 2 ore in cui Laura Mercante e il figlio Francesco sono rimasti nelle mani dei rapinatori. Siamo a Marzano di Marostica, alle mie spalle il negozio di alimentari e panificio, teatro lo scorso 20 settembre di una brutale e violentissima rapina. Laura Mercante, dopo l'aggressione, era stata ricoverata all'ospedale in condizioni serie. Ora, per la prima volta, accetta di raccontare quello che hanno vissuto, la violenza, le percosse subite, quell'incubo che sembrava senza fine. Era a letto, mi si presenta uno con una lucetta qua, prende solo gli occhi fuori. E vogliamo soldi? E pum, ma soldi, come posso darti se te mi sei a battere? No, non posso darti soldi se te me vuoi copare. I malviventi erano riusciti ad impossessarsi di 60.000 euro in contanti, i risparmi, frutto di tanto lavoro, spariti, a rimanere invece le ferite del corpo e dell'anima, il terrore che ti resta dentro. Impossibile per l'anziana donna pensare al perdono. Quella sera avevo una testa così e dai botti che avevo, mi era tutto sulla testa, io non mi più, basta. Sentivo di mancare, però mi va a salvarmi fiore. No, che non dico mia che perdono, mi dico solo non vederli, che non arrivino qua ancora, ma no, perdono, la voglia. L'arresto della 54enne è scattato alle prime luci dell'alba. A tradirla la targa dell'auto ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza. Ora è ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma le indagini non sono chiuse, proseguono per arrivare ad identificare gli altri componenti della banda. Una domanda solo, perché tanta cattiveria? È davvero
c'è da chiedersi questo e altro. Il servizio di Monica Smiderle. I carabinieri di Mestre intanto hanno aperto un'indagine per identificare gli uomini che martedì sera a bordo di una Lotus bianca sono fuggiti dopo essere stati avvicinati da una pattuglia nel parcheggio dell'ipermercato Lando di Mira. Da quel primo contatto di fronte al centro commerciale aveva preso avvio un inseguimento lungo tutta la Romea, quasi fino a Chioggia. Questo mezzo poi ha anche provocato un incidente all'altezza dell'incrocio di Giare che è quasi costato la vita ad un 31enne originario del Togo e residente ad Olo. La Fiat Punto Bianca, di cui il giovane era alla guida, si era infatti accostata così tanto al ciglio della strada qua c'è un problema nel testo di questo servizio. Allora andiamo adesso in diretta da Chiara Gaiani perché è tornato in azione Fleximan. Sentiamo. Direttore, buongiorno ai telespettatori di Diretta Veneto, con Cristian Raccagliele. Ci troviamo a Fontaniva, per la precisione questa che vedete è la trafficatissima strada regionale 53 Postumia che collega Vicenza a Treviso. Qui è tornato in azione Fleximan. Nella notte tra il 3 e il 4 di febbraio ha tagliato il palo dell'autovelox che vedete alle mie spalle. Ci sono i 70 km/h in questo tratto, un lavoro da professionista perché si trattava di un autovelox piuttosto importante, quindi sicuramente non è stato usato solo il flessibile, ma sono stati usati degli attrezzi di tipo professionale. A notare che qualcosa non andava è stata la centrale operativa della Polizia Locale di Fontaniva, perché il velox non dava più segnalazioni erano arrivate dagli automobilisti. Anche un sopralluogo dei carabinieri ha trovato il velox tagliato. Da qui la segnalazione di quanto accaduto alla procura e l'avvio di una indagine. Si stanno controllando le telecamere di videosorveglianza della zona. Nel frattempo, per ora, questo velox, tenete conto che proprio in questo tratto ce ne sono due su entrambi i sensi di marcia, il velox non funziona. È un colpo, è tornato in azione Fleximan in quest'area dell'Alta Padovana, quest'area che era stata presa di mira varie volte, e proprio anche lungo questa lungo questa regionale era entrato in azione più volte Fleximan, regionale appunto e lo vedete voi stessi dalle immagini, trafficatissima. Non posso fare a meno di non fare un collegamento con quanto è accaduto da pochi giorni nel Bassanese, la scomparsa e poi la riapparizione dell'ingegner Antonio Menegon, un esperto di velox che si era anche battuto contro questi ed era diventato consulente di tante procure. Lunedì anche noi abbiamo seguito in diretta quello che ha raccontato. Può darsi insomma che ci sia un legame tra le due cose, questa è una supposizione. Nel frattempo noi abbiamo ripercorso che cosa è accaduto in quest'area con i vari colpi che ci sono stati. In realtà era da qualche mese che non entrava di nuovo in azione Fleximan, l'ultimo risale a maggio del 2025, quindi io direttore ti lascerei al servizio che abbiamo preparato in redazione questa mattina. Nelle edizioni dei TG di questa sera cercheremo di raccogliere la voce del sindaco di Fontaniva e anche delle persone qui per capire che cosa è davvero successo. Ringrazio Cristian Raccagliele per la collaborazione tecnica, vi lascio il servizio e la linea poi allo studio. Numerosi fascicoli aperti dalle procure venete, ma per ora Fleximan è rimasto nascosto nel mistero. Solo tra maggio 2023 e gennaio 2024 una quindicina i colpi in tutto il Veneto, con la provincia di Padova che da quel punto in poi inizia a registrarne un numero importante. Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2024 il misterioso giustiziere dei rilevatori di velocità colpisce a Carceri lungo la regionale 10, poi nel mirino entra l'Alta Padovana con il velox
velox segato alla base lungo la provinciale 46 Brentana in via Piovego a Villa del Conte. 2 mesi dopo il colpo a Campagnalta di San Martino di Lupari. Qui il dispositivo di controllo della velocità posizionato lungo la strada regionale 53 Postumia viene fatto esplodere. A maggio 2025 vengono resi inutilizzabili a Sassate 2 velox sempre lungo la Postumia ma a San Pietro in Gu e si arriva al colpo messo a segno a Fontaniva ancora una volta lungo la trafficata strada regionale che da Vicenza porta a Treviso. Servizio di Chiara Gaiani, grazie Chiara Gaiani a Cristian Rolche Allende per il collegamento su Fleximan. Il caso della pensionata di Siena, rapinata ed uccisa oltre un anno fa. I carabinieri hanno arrestato 2 donne, una risiede ad Altavilla Vicentina. I carabinieri toscani hanno bussato al mattino presto all'abitazione di Erika Cuscella ad Altavilla Vicentina. La donna 25enne, originaria di Taranto ma residente da anni in città, è stata arrestata e prelevata con l'accusa di omicidio. Assieme a lei è arrestata una 37enne di Siena, parente della vittima, Franca Genovini, di 85 anni, trovata morta nel suo appartamento di Castellina in Chianti, in Toscana, il 7 agosto del 2024. Le 2 donne erano subito finite nel registro degli indagati disposto dagli inquirenti per fare luce sul movente che appariva inizialmente un mistero. I gravi indizi di colpevolezza sarebbero poi emersi attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, dove le donne sarebbero comparse in un negozio di compra oro mentre vendevano parte dei gioielli che erano spariti dall'abitazione della pensionata che viveva da sola. Oltre all'accusa di omicidio in concorso aggravato, le 2 indagate dovranno rispondere di rapina pluriaggravata per la sottrazione di oltre 6.000 euro di preziosi, dell'appropriazione di circa 3.000 euro in contanti con l'uso indebito di un bancomat in alcuni uffici postali veneti e della sparizione di altri beni. Servizio di Daniele Garbin, 2 notizie dal Gazzettino. Atterraggio d'emergenza all'aeroporto Marco Polo, fumo in cabina sull'aereo Air France 566 con 168 persone a bordo. Vedremo di darvi un aggiornamento su questo. E poi cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, l'80enne friulano dagli omicidi al volontariato con gli anziani. E spuntano altri 4 indagati, faceva il tiro a segno sulle persone e poi tornava tra di noi. Nel contrasto alla microcriminalità legata allo spaccio di stupefacente, la Polizia Locale di Vicenza ha fatto un grande lavoro. ANCI Veneto ha chiesto ai commissari del NOS di addestrare gli agenti delle province venete. A parlarci del progetto Luisa Bertini con l'operatore Simone Squarcina. A te Luisa. Lotta alla droga e allo spaccio, una specificità vicentina della Polizia Locale Vicentina riconosciuta dall'ANCI, che incorona così i commissari di Polizia Locale di Vicenza per tenere dei corsi di formazione sul tema a tutte le polizie locali del Veneto. Ad annunciarci questa iniziativa è stato il sindaco Giacomo Possamai, che sentiamo insieme. È emersa la specificità di Vicenza nelle attività antidroga, antispaccio e antidegrado, per cui la richiesta da parte di ANCI Veneto è quella di fare in modo che gli agenti della Polizia Locale di Vicenza facciano la formazione alle altre polizie locali, quindi agli agenti del resto del Veneto, proprio su questi temi, su come avvengono queste azioni. È ovviamente un motivo di orgoglio, prima di tutto per la Polizia Locale della nostra città, perché dà l'idea di come l'attività che viene svolta è apprezzata e soprattutto vuole essere replicata anche negli altri territori. Me l'ha proposto il signor comandante, è una novità anche per me. Io e il mio collega De Franciscis saremo gli insegnanti, De Franciscis per quanto riguarda i stupefacenti e io per quanto riguarda l'antidegrado e le problematiche della città urbana. Sono orgoglioso di questo e vediamo come andrà. Ecco, quali sono gli elementi, cosa insegnerà, magari un aspetto, c'è una tecnica, bisogna avere una mentalità? Inizierò dicendo che non è un lavoro per tutti, perché comunque si è proprio ai confini con delle persone che hanno delle problematiche, perciò prima di scegliere di fare questa attività bisogna prepararsi, fare un esame di coscienza, perché non è assolutamente facile interagire con questo tipo di personaggi. E come si svolgerà tecnicamente? Avrete degli incontri, un periodo, una formazione? Presumo, non lo sappiamo ancora definitivamente, ma avremo degli incontri
o video chat o di persona, però le dico, sto aspettando anch'io delle comunicazioni. Sicuramente prima bisogna partire un po' dalla teoria, no? Dalla normativa che è in vigore, quindi il testo unico dei stupefacenti, e poi magari anche dare dei consigli su tecniche operative per poter effettuare queste operazioni di contrasto. Quali sono gli elementi anche umani oppure di formazione che ritiene peculiare, insomma, per fare bene questo lavoro? Tanta passione sicuramente, e non guardare mai l'orologio, perché questo lavoro comporta veramente tanto tempo e tanta pazienza e soprattutto, ripeto, tanta passione per il lavoro. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato beni e valori per un importo di oltre 8 milioni di euro a carico di 57 imprenditori tessili di origine asiatica in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, nell'ambito di un'indagine su false fatturazioni per oltre 26 milioni di euro. Le indagini del secondo nucleo operativo metropolitano di Mestre, coordinate dalla Procura veneziana, hanno svelato l'esistenza tra Venezia, Treviso e Padova di un'organizzazione specializzata nella sistematica emissione di migliaia di fatture false a favore di oltre 50 imprese sparse su tutto il territorio nazionale, spesso con l'uso di prestanome. Giovanissimi protagonisti di altri gravi fatti di cronaca, in una scuola media di Treviso i carabinieri sono intervenuti per farsi consegnare il coltellino a serramanico che un ragazzo aveva portato da casa. La lama è stata sequestrata. È stato un compagno a segnalare a un insegnante che l'alunno 14enne si era presentato a scuola con un'arma da taglio. Studenti vittime invece di una banda che sarebbe composta da 3 persone che fuori dagli istituti cittadini prenderebbe di mira i ragazzi per derubarli. L'ultimo episodio di fronte all'ITIS Galilei di Conegliano, con un 14enne malmenato nel tentativo di portargli via soldi e giubbotto. Il ragazzino è finito al pronto soccorso per un pugno sullo zigomo. Stanno indagando i carabinieri. Nel pacchetto sicurezza approvato ieri dal governo ci sono anche dei provvedimenti, dei nuovi provvedimenti e con gravi sanzioni, anche previsto l'arresto per chi porta armi da taglio in tasca e con multe molto pesanti per i genitori che non controllano i figli. Il delitto di via Castelmenardo a Treviso, processo con rito abbreviato per Marius Popa, il 20enne moldavo accusato di concorso in rapina nell'aggressione che ha provocato la morte di Francesco Favaretto. Il PM ha chiesto 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Non ha partecipato attivamente alla violenta aggressione per sottrarre il panetto di hashish a Francesco Favaretto, il 22enne di Treviso, picchiato e colpito a morte, ma sarebbe comunque responsabile dal punto di vista morale della rapina e comunque sapeva delle intenzioni del gruppo di ragazzi. Così il pubblico ministero Giulio Caprarola ha chiesto 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, oltre 800 euro di multa per Marius Popa, il 20enne di origine moldava accusato di concorso in rapina nel corso dell'aggressione mortale ai danni della vittima avvenuta la sera del 12 dicembre 2024 in via Castelmenardo. Francesco Favaretto, ferito gravemente dal branco, morì 11 giorni dopo il ricovero in ospedale a Treviso. L'avvocato Mario Nordio, difensore del giovane moldavo, ha sottolineato invece al giudice che il suo assistito non solo non avrebbe partecipato al pestaggio della vittima, ma che ad un certo punto, realizzato che un ragazzo stava picchiando il 22enne con calci e pugni, lo avrebbe afferrato per il bavero del giubbotto. Non lo dico io, ha detto Nordio, basta vedere il video per rendersi conto che quelle della difesa non sono congetture ma fatti. Dopo la discussione il giudice ha rinviato il processo al 20 marzo per la sentenza. Per questa aggressione mortale a Francesco Favaretto sono inoltre a processo 3 maggiorenni accusati di concorso in omicidio volontario aggravato dall'intenzione di effettuare una rapina, un minorenne già condannato, sempre in abbreviato, a 8 anni ed altri 5 ragazzini che dovrebbero vedersi applicata una messa alla prova. Servizio di Daniela Sizia, oggi in regia Tony Esposito e Marco Gagliazzo. Adesso andiamo in diretta da Edi Kaliman perché in occasione delle Olimpiadi parte un laboratorio itinerante da Venezia a te Edi.
Da Venezia sotto la pioggia, direttore, questo è il container, come si presenta da fuori, un container dedicato alla prevenzione in collaborazione con Medici con l'Africa. Ti facciamo vedere, perché l'inaugurazione si è conclusa, come si presenta questo container. Come vedi c'è del fumo, direttore, che ha la volontà di rappresentare lo spaesamento che le persone possono provare nel parlare e nel vivere la prevenzione, con dei suoni, dei video e degli specchi che deformano le figure. Dopodiché si entra in un secondo spazio dedicato all'importanza del movimento e alla condivisione anche delle attività, per poi arrivare all'ultima parte, che è quella dedicata alla prevenzione dei tumori del melanoma, che in Veneto stanno crescendo. Ce l'ha detto prima durante l'intervista l'assessore alla sanità Gino Gerosa, che da medico appunto ha sottolineato l'importanza della prevenzione, soprattutto dei tumori della pelle, che si possono ovviamente combattere come? Con la prevenzione, e questo container ne è la dimostrazione. Molta soddisfazione ovviamente da parte delle istituzioni e della Regione, che ha collaborato attivamente proprio alla realizzazione di questo spazio itinerante, che passerà per Verona, arriverà anche fino a Belluno e sarà visitabile da tutti, proprio per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione su cui la Regione, tra l'altro, ci ha detto lo stesso assessore, si sta impegnando moltissimo per investire ancora più fondi per poter renderla accessibile a tutti nei tempi previsti. Da Venezia, da Piazzale Roma, direttore, è tutto, a te la linea. Grazie molte Edi Kaliman, con Sandro Ponchio, credo ci fosse lì, Tommaso Migotti, il nostro operatore. Tutto pronto, ormai siamo agli sgoccioli per l'inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Vediamo una copertina della nostra redazione sull'inizio di questi giochi invernali. L'Italia è onorata di ospitare la 25esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all'insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l'unicità della famiglia umana e fa sorgere l'auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati. Come è noto, l'Assemblea Generale dell'ONU, approvando la tregua olimpica, ha esortato i Paesi membri a cooperare con il Comitato Olimpico Internazionale e con il Comitato Internazionale Paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. E questo il significato del motto olimpico: Citius, Altius, Fortius, Communiter. Più veloce, più alto, più forte, insieme. L'Italia rivolge un benvenuto caloroso agli atleti e agli atleti provenienti da tanti paesi, con la più ampia partecipazione femminile di sempre. Lo sport è espressione di libertà,
la libertà di misurarsi con se stessi, di mettersi alla prova, di confrontarsi con gli altri sulla base di valori e di regole condivise. Una grande lezione per tutti. A tutte le atlete e gli atleti rivolgiamo l'augurio di eccellere nei Giochi Olimpici. Benvenuti in Italia. E stasera a Milano alle 20 inizia la grande cerimonia inaugurale dei Giochi invernali. Sarà un grande spettacolo e ci sarà spettacolo ovviamente anche a Cortina, ma intanto una nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi diretti a colpire siti collegati alle Olimpiadi. Nel mirino, tra gli altri, il sito dell'evento, ma anche quelli di comitati olimpici e squadre di altre nazioni. Si tratta sempre di attacchi di tipo DDoS che mirano a bloccare i siti inondandoli di richieste di accesso. Anche Anonymous ha avviato una campagna offensiva cibernetica contro l'evento. Tra i target che stanno subendo disservizi, i portali dei comitati olimpici di Austria e Finlandia, della squadra nazionale tedesca, di un ristorante di Cortina. La maggioranza dei siti colpiti non ha invece subito disagi. E a Cortina stasera sfileranno 1.000.000 di atleti, sarà acceso il braciere e poi ovviamente il villaggio olimpico a Fiames è già tutto in fermento, mentre gli occhi del mondo sono rivolti alle sedi di gara. Le Fiamme Gialle hanno intanto portato a termine un'importante operazione di contrasto all'evasione dell'IMU risultante nell'identificazione di persone falsamente residenti nella conca ampezzana. Costoro, pur non risiedendo stabilmente a Cortina, avevano indebitamente usufruito dell'esenzione fiscale prevista per l'abitazione principale. I finanzieri hanno quindi proceduto a segnalare agli uffici comunali i nominativi degli evasori per il recupero del credito spettante, quantificato in 550.000 euro, importo che una volta recuperato rappresenterà un'importante risorsa a disposizione dell'amministrazione del comune ampezzano. E adesso torniamo alla cronaca nera. Avevamo parlato di furti e di aggressioni. Vediamo la rapina avvenuta al Cantarane, siamo nel Trevigiano. Ha patteggiato e torna in libertà il 20enne accusato di aver rapinato 2 giovani la sera del 13 ottobre. Aveva rapinato assieme ad una complice 2 ragazze che stavano rientrando da una serata. Il colpo era avvenuto al parcheggio Cantarane nel cuore di Treviso. Ha patteggiato 2 anni e 2 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena il 20enne di Treviso accusato della rapina. Decisa l'immediata liberazione dagli arresti domiciliari. Il ragazzo è già scontato perché per 4 mesi è rimasto sostanzialmente ai domiciliari e verosimilmente intraprenderà anche un percorso con uno psicologo per cercare anche di risocializzarsi, oltre al fatto che dovrà cercare una nuova attività lavorativa che lo possa appunto rieducare. La complice, una giovane di 20 anni, invece si dovrà presentare davanti al GUP il prossimo 5 marzo per affrontare il processo che si svolgerà con rito abbreviato. La giovane era stata sottoposta ad una perizia psichiatrica che l'aveva trovata in grado di intendere volere, opposta invece alla relazione presentata dal consulente della difesa. Le 2 vittime, 23 e 21 anni, stavano andando a prendere l'auto parcheggiata al Cantarane per tornare a casa quando si sono trovate di fronte alla coppia con volto travisato e armata di coltelli. Dopo aver raffatto soldi e borsa si era data la fuga, ma i 2 rapinatori erano stati rintracciati e bloccati dai carabinieri in via D'Annunzio, ancora in possesso di 2 coltelli a scatto, passamontagna e del denaro appena sottratto. Servizio di Daniela Sizia. Andiamo a Belluno, dove sono stati scoperti due uomini che con lo stratagemma del finto carabiniere hanno tentato di sottrarre a una signora 81enne oro e gioielli. Belluno città, alle 10:30 del mattino dello scorso 2 febbraio. Un uomo in falsa guisa di maresciallo dei carabinieri telefona a una signora 81enne esigendo che il marito dell'anziana si presenti con urgenza al comando dei carabinieri di Sedico per la verifica di una presunta clonazione della targa della sua auto utilizzata per perpetrare furti di gioielli da parte di fantomatici ladri albanesi con i quali l'uomo potrebbe aver collaborato in cambio di una parte della refurtiva.
L'uomo esce rapidamente di casa accompagnato dalla figlia e alla porta dell'abitazione si presenta un finto finanziere in borghese che, con la scusa di dover verificare la compatibilità tra i gioielli presenti in casa e il fantomatico bottino dei ladri, si fa consegnare dalla signora preziosi per un valore di 30.000 euro. Frattanto marito e figlia scoprono rapidamente che non esiste alcuna indagine a loro carico e che il nominativo del maresciallo è inesistente, da cui scatta l'immediato allarme alle forze di polizia. Caso vuole che mentre alla signora veniva comunicato dai malviventi che un secondo agente l'avrebbe raggiunta per il prelievo questa volta di denaro contante, 2 poliziotti della squadra volante si trovassero in abiti borghesi proprio in una via limitrofa all'abitazione. Si sono precipitati a casa della signora dandole aiuto e supporto e cercando di cogliere in flagranza i truffatori. Gli agenti però attendono invano che i truffatori suonino alla porta. I criminali, con ogni probabilità appostati nei pressi dell'abitazione, avendo visto arrivare il genero della donna allertato dalla figlia, prudentemente non si presentano la seconda volta. È a quel punto che uno dei 2 agenti ha un'intuizione. Uno dei 2 ha avuto l'intuito di ricordare che nei pressi della casa della signora fosse presente una telecamera privata, quindi hanno suonato al vicino della signora e hanno avuto accesso alle immagini della telecamera, grazie alle quali sono riusciti a risalire alla macchina. Gli agenti della squadra mobile poi successivamente hanno hanno confrontato le varie banche dati e da queste è risalita la precisa auto, una Citroen che era stata noleggiata e che era partita da Napoli la sera prima. Poche ore dopo è stata fermata e a bordo di questa è stato trovato un primo soggetto gravato per numerosissimi precedenti. Sarà quest'uomo di origini napoletane, trovato a bordo dell'auto ma sprovvisto della refurtiva, a guidare gli agenti al bed and breakfast dove si trova il complice, al quale saranno trovati addosso i 325 grammi di oro della refurtiva. Immediato l'arresto dei 2 malviventi trasfertisti, di cui uno incensurato e uno con numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio. L'accusa è quella di truffa aggravata e l'udienza di convalida del 4 febbraio ha disposto la misura di custodia cautelare ai domiciliari a Napoli, luogo di residenza di entrambi. Lo ripetiamo da sempre, è un anno che battiamo di non fidarsi di nessuno, di non aprire quella porta, di fare degli accertamenti ulteriori sia con i propri familiari, sia chiamando il 112 e il 113. Anche con un altro telefono, perché hanno questa abilità di tenere impegnata la linea su cui chiamano. Servizio di Stefano Bozzi, vediamo adesso la questione dei finti idraulici, perché ci sono anche loro a fare molti danni, e sentiamo la condanna della CNA di Treviso. Nonostante le denunce, il sedicente idraulico che accalappia le vittime intercettandole sui social continua la sua attività criminale. Immediata la ferma denuncia di CNA Treviso contro chi si approfitta della fiducia delle persone, spacciandosi per un professionista e raggirando cittadini e famiglie. Se quanto emerso fosse confermato, ci troveremo di fronte a un episodio molto grave che colpisce cittadini e famiglie, spesso in situazioni di bisogno, e che mina il rapporto di fiducia che c'è tra i consumatori e il mondo dell'artigianato. Alle vittime va tutta la nostra solidarietà, con l'auspicio che il responsabile venga perseguito secondo la legge. Il truffatore sarebbe in attività ormai da anni, senza che nessuno sia ancora riuscito a fermarlo. Nella sua rete sono finite centinaia di vittime da tutto il nord-est, avvicinate tramite i social. I social network sono strumenti utili, ma possono nascondere insidie. È fondamentale verificare sempre l'affidabilità di chi offre servizi professionali e diffidare di proposte a costi troppo bassi. Queste truffe danneggiano non solo le vittime, ma anche le tante imprese e i professionisti che lavorano ogni giorno con serietà, competenza e nel rispetto delle regole. Tutelare la legalità e il lavoro qualificato significa proteggere cittadini e imprese oneste. Un detenuto che era stato accompagnato all'ospedale di Venezia è riuscito a fuggire, ma è stato ripreso poco dopo dalla polizia penitenziaria nei pressi della stazione ferroviaria. Ha provato a fuggire dal pronto soccorso dell'ospedale di Venezia, ma un detenuto recluso nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore è stato preso vicino alla stazione ferroviaria di Santa Lucia dagli agenti della polizia penitenziaria.
L'ha reso noto il segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria per il Triveneto, Giovanni Vona. Il detenuto, considerato di difficile gestione, già destinatario di un provvedimento di trasferimento in altra sede, durante la permanenza al pronto soccorso ha spintonato uno dei 2 agenti di scorta facendolo cadere a terra, per poi fuggire approfittando del fatto che l'altro agente era impegnato a parlare col medico. Appena scattato l'allarme, ha evidenziato Vona, il reparto di Santa Maria Maggiore ha reagito con straordinaria prontezza. Colleghi disponibili e anche liberi dal servizio si sono immediatamente attivati nelle ricerche, riuscendo a individuare e bloccare il fuggitivo in pochissimo tempo nei pressi della stazione. Vona spiega che in ospedale, per la cronica carenza di personale, il detenuto era piantonato solo da 2 agenti, una situazione che espone quotidianamente il personale a rischi gravissimi. Servizio di Ilaria Marchiori è deceduto a seguito dei traumi riportati nella caduta dello scorso 24 gennaio il 37enne cadorino Michele De Donà Zeccone, membro del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. Dopo una battaglia durata 12 giorni si è spento all'ospedale di Treviso. Non ce l'ha fatta Michele De Donà Zeccone, l'alpinista e membro del Soccorso Alpino del Centro Cadore, che lo scorso 24 gennaio è precipitato per una decina di metri mentre assieme ad alcuni compagni di cordata stava scalando una cascata di ghiaccio tra Perarolo e Valle di Cadore. Il 37enne originario di Vigo di Cadore era stato recuperato in stato di incoscienza dai colleghi soccorritori accorsi sul posto e trasportato d'urgenza al reparto di terapia intensiva del Cafoncello di Treviso. Aveva subito un intervento chirurgico per tentare di ridurre il trauma cranico riportato nella caduta. Da allora non si è smesso di sperare nemmeno per un istante, con il fiato sospeso mentre l'uomo combatteva a cavallo tra la vita e la morte, ma nonostante gli sforzi dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare. A rendere nota la scomparsa dell'amico e compagno di scalate, noto in Cadore anche per la sua attività di spazzacamino, è lo stesso Soccorso Alpino e Speleologico Veneto in un post commosso su Facebook. Per sempre nel nostro cuore, si legge in chiosa le parole che confondono incredulità in dolore per la scomparsa, in un abbraccio corale che si stringe alla sua famiglia, alla compagna e a tutta la comunità di Vigo di Cadore. Scoperti i giacigli di fortuna al vecchio campo sportivo della Campetra a Campo San Piero. Sul posto la polizia e la sindaca Maccarone. È stata scoperta grazie alla segnalazione di un cittadino l'occupazione abusiva del vecchio campo sportivo del Campetra, a Campo San Piero. Gli agenti della polizia locale della federazione, intervenuti in via Palladio, hanno trovato 3 giacigli ricavati in uno degli spogliatoi, dopo che ignoti hanno forzato la porta d'ingresso. Gli agenti, arrivati sul posto, non hanno trovato nessuno, ma hanno rinvenuto un coltello dalla lama di oltre 20 cm, nascosto sotto le coperte. Questo episodio dimostra quanto sia importante la vigilanza attiva delle comunità e l'efficienza dei nostri agenti nel rispondere prontamente alle chiamate, ha dichiarato la sindaca Maccarone, intervenuta sul posto. Ora è stata attivata una squadra di operai per mettere in sicurezza l'area ed evitare che episodi simili si ripetano in futuro. Controlli della polizia locale del Campo San Pierese nei laboratori cinesi della zona industriale di Loreggia. Valentina Visentin. Operai al lavoro e alloggiati in stanze abusive all'interno dello stesso capannone. La scoperta fatta dagli agenti della polizia locale del Campo San Pierese durante i controlli in un nuovo laboratorio cinese aperto pochi giorni fa nella zona industriale di Loreggia. Gli agenti hanno trovato 9 operai al lavoro e con il titolare della ditta risultato assente e irreperibile, una circostanza frequente in questo tipo di attività. Le stanze dove venivano alloggiati gli operai invece non erano conformi alle norme urbanistiche, carenti dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza. La ditta è stata multata ed è stato imposto lo smantellamento degli alloggi abusivi entro 48 ore. Vediamo una notizia dal Corriere del Veneto. L'omicidio di Franca Genovini, arrestate 2 donne, una è vicentina, sono state incastrate dai video. Franca Genovini, di 85 anni, era stata trovata senza vita sulla sedia nella cucina della sua casa il 7 agosto del 2024. Inizialmente sembrò un malore, ma un dettaglio cambiò tutto. La donna non aveva i gioielli che portava sempre addosso. Sono 5 le auto che ieri sera si sono tamponate lungo la tangenziale nord di Padova, 4 le persone che sono rimaste ferite.
5 veicoli, uno dietro l'altro e 4 persone ferite. È il bilancio del maxi tamponamento avvenuto ieri sera lungo corso 13 giugno, tangenziale nord di Padova, all'altezza dello svincolo di Pontevigo d'Arzere. Erano circa le 21:30 quando le auto che viaggiavano in direzione est da Padova Ovest in direzione Vigonza, per cause al vaglio della squadra incidenti della polizia locale di Padova, si sono scontrate innescando una reazione a catena. A quell'ora, per fortuna, c'erano pochi veicoli in circolazione che però sono rimasti bloccati per ore, con gli agenti sul posto, anche i sanitari del SUEM 118 che hanno prestato soccorso alle 4 persone rimaste ferite. Servizio di Francesco Ratai. Come vi avevamo anticipato ieri, un netto no del Consiglio Comunale di Rosà all'agrivoltaico che è previsto a ridosso del paese, in mezzo alla campagna. Sentiamo. Ci siamo riuniti proprio come commissioni, la Commissione Ambiente e la Commissione Urbanistica proprio l'altro giorno, e all'unanimità abbiamo ribadito ancora una volta, vagliando un po' tutte le osservazioni che dobbiamo presentare alla via regionale, maggioranza e minoranza ha detto un secco no ancora a questo impianto, un impianto sproporzionato. Insieme contro un impianto agrivoltaico che, se realizzato, diventerebbe uno dei più grandi del nord Italia. Il comune e i cittadini non si arrendono, il loro è un no deciso e condiviso. Ora si aggiunge un altro passaggio fondamentale per portare avanti questa battaglia. È stato sottoscritto il documento ufficiale delle osservazioni che mette nero su bianco le criticità del progetto e conferma la posizione del territorio. Abbiamo stilato questo documento che invieremo alla Regione, un documento che si punta su 7 punti principali. I soliti punti sono praticamente l'aspetto urbanistico, l'area è un'area preservata da un'identità ben precisa, area speciale a parco, approvato dalla Regione Veneto nel 2002, per cui un punto fermo è questo. Gli altri punti sono l'aspetto ambientale, l'aspetto identitario, che è l'aspetto principale, perché tirar via un territorio, un'area fruibile, un'area che sta vivendo tutto il paese naturalmente, e soprattutto alle porte di un centro come Bassano del Grappa. Un messaggio unitario e inequivocabile che arriva dall'intero Consiglio Comunale e non solo. Ora la palla passa alla Regione. Il proponente lo illustrerà alla via regionale l'11 febbraio, saremo presenti anche noi ad ascoltare la presentazione di questo progetto che ha già vagliato, ha dei punti anche carenti. Naturalmente ci giochiamo questa carta, però sicuramente le amministrazioni, in particolar modo i comitati, sono lì a far pressione alla via regionale e ai tecnici regionali di valutare bene, perché stanno togliendo un territorio importante a tutta la comunità. Non è una contrarietà ideologica alle fonti rinnovabili, ma insomma una polemica sull'area che sarebbe interessata da questo enorme agrivoltaico, quando ci sono delle aree meno tutelate e meno importanti, dove si potrebbe appunto sfruttare l'energia solare come anche quella eolica. La chiusura della scuola d'infanzia di Cusinati di Rosà, quindi restiamo da quelle parti, una notizia scoppiata come un fulmine a ciel sereno. La prossima settimana l'amministrazione comunale con la sindaca Elena Mezzalira incontrerà il parroco. A 39 anni che sono qua, tantissimo, quindi sono abituato a vedere i bambini al mattino, le mamme eccetera. C'è un gran dispiacere perché d'altra parte però io non ho bambini, però capisco cosa voglia dire trasferirsi. È molto dispiaciuto anche Ercole, che la scuola dell'infanzia la vede ogni giorno dalla sua edicola lungo la Valsugana, una chiusura che fa male a tutti nella frazione di Cusinati di Rosà, dove la scuola paritaria intitolata La Madonna di Lourdes è un punto di riferimento per tutta la comunità, che negli anni ha continuato a sostenere questo spazio costruito e pensato per la crescita dei bambini. Tutti ne parlano nella frazione. Ci sono delle persone che appunto un po' sono contrariate, un po' sono deluse e un po' si vedono, dicono ma sicuramente non è stata una decisione presa a cuor leggero. 32 bambini frequentanti, un calo delle iscrizioni, una situazione economica fragile. Queste le decisioni che hanno mosso il parroco Don Andrea Bruttomesso a comunicare ai genitori e alle insegnanti la chiusura della scuola a fine giugno. Le famiglie sono preoccupate e non hanno intenzione di mollare, pronte a chiedere un appuntamento con il vescovo di Vicenza e l'aiuto della sindaca Elena Mezzalira, che la prossima settimana ha già in calendario un incontro con Don Andrea.
È una situazione che preoccupa anche l'amministrazione, le decisioni sono state prese magari anche in tempi piuttosto ravvicinati che hanno un po' colto tutti di sorpresa. Noi aspettiamo però, prima di esprimerci, di avere l'occasione e l'opportunità di un tavolo di confronto con il parroco per approfondire quali sono appunto le valutazioni che sono state fatte e quali sono le alternative che possono essere messe in campo. Quindi attendiamo con pazienza all'inizio della settimana prossima e capiamo realmente se si può fare qualcosa. Allora adesso andiamo in diretta a Treviso da Marta Marangon e da Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, perché ci sono delle importanti novità per il trasporto pubblico nel Trevigiano. A te Marta. Sì, direttore, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo su un bus della MOM dove proprio da oggi parte un nuovo servizio a favore dell'utenza. Si chiama Tap It Easy, quindi praticamente da oggi su oltre 400 mezzi della MOM in servizio in provincia di Treviso sarà possibile pagare il biglietto utilizzando la carta, quindi senza acquistare il biglietto cartaceo o utilizzare l'app. Qui con me il presidente di MOM Giacomo Colladon, qui alle nostre spalle vedete il nuovo dispositivo. Presidente, vogliamo spiegare come funziona? È un sistema ovviamente tecnologicamente avanzato, è un sistema semplice, quindi una persona può tranquillamente salire in autobus con la carta di credito e tappare. Ci sono delle tariffe urbane, che sono quelle solite che abbiamo anche nei servizi tradizionali, e delle tariffe extraurbane che sono un po' diverse, nel senso che nelle tariffe extraurbane abbiamo una tariffa flat da 5 euro e uno con 5 euro può correre ovviamente nella sua tratta. Può avere anche una seconda tappata e va altri 5 euro, e la terza tappata con 15 euro sull'extraurbano gira tutto il giorno su tutte le linee in gestione a MOM. Quindi questa è una semplificazione che va incontro all'utenza e speriamo che trovi ovviamente l'adesione da parte della gente a utilizzare ancora di più il mezzo pubblico. Ecco, sicuramente quindi i vantaggi per i fruitori dei bus sono evidenti. Per l'azienda quali saranno i vantaggi, visto che avete fatto anche un investimento importante per dotare di questa nuova tecnologia tutti i mezzi? Abbiamo fatto un investimento importante, la nostra speranza è che la gente possa utilizzare di più il mezzo pubblico e che la mobilità pubblica abbia un'espansione diversa rispetto a quello che abbiamo oggi. Ecco, qui ci ha raggiunto anche il neopresidente della provincia di Treviso, Marco Donadel, diciamo un battesimo per il suo nuovo incarico con una novità importante per MOM. Sì, è un bel battesimo questo, perché si tramuta in servizi ai cittadini. Oggi inauguriamo questo servizio che guarda proprio al cittadino. Mi viene a pensare anch'io quando giro per le città che molte volte non prendi il mezzo pubblico perché devi stare lì a pensare ad acquistare il biglietto, cosa fare, scaricare l'applicazione. Ecco, con questo sistema sali, paghi con un semplice tap e vai e prendi la tua corsa. Quindi credo che oggi abbiamo raggiunto un risultato importante per tutti i cittadini e per i tanti turisti che visitano la nostra Treviso. Ecco, direttore, se ho ancora un minuto vorrei approfittare anche per fare un cenno di cronaca, visto che abbiamo qui il presidente Colladon, in riferimento a quanto accaduto ieri ad un autista in servizio in centro a Treviso, che ha avuto un'accesa discussione, finita poi anche con le mani addosso alla fine, con una persona qualificatasi come avvocato che aveva parcheggiato l'autobus, cioè l'auto sulla corsia dell'autobus, impedendo quindi al mezzo di proseguire. Colladon, che dire di fronte a questo ennesimo episodio? Credo che sia un comportamento inaccettabile da parte della persona che aveva poi invaso anche la corsia e non aveva permesso all'autobus di proseguire. L'autista ha cercato di far spostare l'automezzo, la macchina, e ha ricevuto ovviamente un'aggressione da parte di questa persona, e oltre anche l'aggressione anche gli insulti. Questo è inaccettabile,
Sicuramente noi tuteleremo i nostri autisti, perché è giusto così, anche sotto l'aspetto legale, e quindi cercheremo di aiutare l'autista nel proseguo di quello che succederà. Ecco, da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Marta Marangoni e a Nicoletta Rizzetto. Andiamo avanti sempre sui trasporti pubblici e in particolare sulla sicurezza degli studenti alle fermate. C'è stato un confronto in prefettura proprio su questa questione. All'inizio c'era un po' di confusione tra autorità competenti e servizio d'ordine, quindi polizia e quant'altro. Come CGIL ovviamente la polizia non siamo d'accordo perché un servizio militare non è la giusta osservazione per rientrare dalla crisi, però sembrerebbe appunto che ci sia un stanzionamento economico per degli steward e quindi già questo come primo intervento secondo noi potrebbe essere interessante. La valutazione in sintesi della FIL CGIL all'indomani del tavolo di confronto in prefettura sulla sicurezza delle fermate del trasporto pubblico esterne agli istituti scolastici durante gli ingressi ed uscita degli studenti. Un incontro richiesto dal sindacato alla presenza anche dei rappresentanti di provincia, Comune di Vicenza, l'ufficio scolastico provinciale ed SVT. L'urgenza condivisa è quella di rendere più sicure le aree di fermata dei bus a seguito del gravissimo incidente di Noventa Vicentina l'8 gennaio scorso, dove ad una 14enne è stata amputata una gamba dopo essere finita nella ressa per salire sull'autobus. Uno shock anche per l'autista. E credo che comunque non stia vivendo un periodo piacevole ed effettivamente anche i colleghi si sono molto rinchiusi nella difesa di questo autista proprio per il semplice fatto appunto che oggi è toccato a lui ma domani potrebbe capitare a tutti gli altri 500 autisti. Quindi l'agitazione all'interno dell'autista viaggiante, del lavoratore viaggiante è sempre più in crescita. Ad auspicare un confronto a livelli istituzionali superiori anche il sindaco di Noventa che ribadisce il suo appello. Il problema di trasporto pubblico e della sicurezza è un problema che riguarda non solo Noventa Vicentina ma gli altri comuni e quindi a nome anche del tavolo ma a nome anche dei colleghi sindaci del territorio chiedo che venga fatto un tavolo sovracomunale per parlare a 360 gradi del problema trasporto non solo scolastico, pubblico in generale e della sicurezza. È un tema credo importante e credo che la provincia di Vicenza e la regione su questo non possono tacere. Andiamo a Bassano del Grappa dove si parla di una nuova rotatoria all'innesto tra strada Cartigliana e via Monsignor Rodolfi, che è un nodo critico della viabilità locale. È sicuramente un punto critico della viabilità bassanese, teatro spesso di incidenti anche gravi. Siamo all'incrocio tra strada Cartigliana e via Monsignor Rodolfi. L'amministrazione comunale ha deciso di realizzare una rotatoria, un intervento di messa in sicurezza destinato a rendere più fluido il traffico. Probabilmente questo è uno degli incroci più pericolosi che abbiamo in città in questo momento. Fate bene a ricordare che ci sono stati anche degli incidenti, un tema sicuramente legato anche alla velocità che purtroppo le macchine sfrecciano su questa strada. La rotatoria sicuramente mette in sicurezza l'incrocio e permette anche un certo rallentamento del flusso di traffico. L'ideale è proprio realizzare una rotatoria. La rotatoria ha la funzione sia di smaltire il traffico ma anche sicuramente di ridurre la velocità su un'intersezione così importante dove nelle ore di punta sicuramente c'è un traffico molto importante. In questo momento abbiamo approvato un documento di indirizzo alla progettazione che ci consentirà ovviamente di dare gli incarichi specifici proprio per la progettazione. Contiamo di concludere la fase progettuale quest'estate in maniera tale poi per l'anno successivo dare l'inizio ai lavori. Servizio di Monica Smidele, andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Marco Gagliazzo, torniamo subito. Diamo un po' di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Ieri sera una donna ad Udine stava percorrendo una via del centro, dopo aver terminato di lavorare, è stata raggiunta alle spalle e aggredita da uno sconosciuto che l'ha bloccata, ha iniziato a colpirla al volto per poi
portarle via la borsetta. Questa signora, con un atto di coraggio, è riuscita a impossessarsi comunque della borsetta mettendo in fuga il rapinatore, dopodiché ha chiamato il 112 ed è stato arrestato questo borseggiatore, un 23enne straniero che è stato poi portato nel carcere della città. Un altro fatto sempre a Udine, un nigeriano che ha ingoiato della droga. Vediamo. Vede gli agenti della squadra mobile della questura e ingoia immediatamente qualcosa. Che cosa? 6 involucri contenenti ciascuno 1 grammo di eroina, involucri che erano pronti per essere ceduti. È successo a Udine, in via Divisione Garibaldi Osoppo, quando la Polizia di Stato si è accorta, durante un mirato servizio di osservazione, di un sospetto via vai di persone all'interno di un'abitazione, alcune delle quali note per essere dedite al consumo di stupefacenti. A quel punto gli agenti sono entrati nell'immobile approfittando dell'ingresso di un tecnico chiamato per la manutenzione della caldaia e hanno così sorpreso un uomo che appunto alla loro vista ha cercato di ingoiare tutto. Prontamente bloccato sono riusciti a fargli sputare tutto quanto. E oltre ai 6 involucri, nella casa i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri 4 involucri di eroina più grandi del peso di 11 grammi ciascuno e inoltre più di 5.000 euro in contanti, probabile provento dell'illecita attività di spaccio. A quel punto è scattato quindi l'arresto per il cittadino straniero, un nigeriano di 38 anni in regola con il soggiorno. L'uomo è stato collocato presso il locale carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E siamo stati a Tarvisio il giorno dopo la notizia della tragica morte di Simone De Ciglia, un maestro di snowboard che è stato travolto e ucciso da una slavina, e abbiamo trovato una comunità distrutta perché tutti lo conoscevano e lo apprezzavano. Molto triste, molto funereo, molto brutto. Tarvisio è in lutto. Io vi posso innanzitutto raccontare che tutti conoscevano Simone, non c'era una persona in città che non lo conoscesse, ma nessuno se la sentiva di raccontarci un ricordo, perché appena vedevano noi con il microfono scoppiavano a piangere al solo pensiero di dover pensare a cosa dire. Questo è semplicemente un modo per raccontarvi la tristezza che si sta vivendo a Tarvisio. Una tragedia indescrivibile, quella che ha colpito la comunità tarvisiana nella serata di mercoledì 4 febbraio e non ci sono parole per provare a raccontare il dolore che stanno provando i familiari e tutti gli amici che conoscevano Simone De Ciglia, il ragazzo di 33 anni tarvisiano doc che ha perso la vita tra il Monte Lussari e il Monte Prasnica a quota 1600 metri, travolto da una valanga. Il rischio era alto, l'allerta valanghe era di grado 4 e cioè considerato forte, ma Simone quei posti li conosceva da sempre. Era il primo pomeriggio quando con alcuni amici era andato a sciare con il suo snowboard, alcuni video, alcune foto nel boschetto e poi il rumore della valanga che lo travolge. Gli amici se ne accorgono, lo tirano fuori, poi chiamano i soccorsi intorno alle 16:30, ma a causa del meteo l'elicottero non può decollare, arrivano quindi con i mezzi da neve e lo rianimano a lungo. Simone è ancora vivo, in serata quindi parte la corsa disperata all'ospedale di Udine dove purtroppo il suo cuore smette di battere a causa dei gravissimi traumi riportati. Dalle prime indiscrezioni sembra che ad essere stato fatale sia stato il violento impatto contro un albero. I funerali avranno luogo sabato 7 febbraio alle ore 14:30 nella chiesa a Camporosso. Ma sicuramente io sto raccogliendo in questi istanti, in questi ultimi momenti, veramente una difficoltà enorme della comunità a vivere questa tragedia. Simone era molto conosciuto, era una persona stimata e ben voluta da tutti e quindi c'è una comunità in lutto in questo momento e anche frastornata. Chiaramente non ci sono parole di fronte ad una vita venuta a mancare proprio nel momento proprio più bello in cui lui, diciamo, esprimeva al massimo la sua passione, il suo desiderio di vita. Chiaramente come uomo di fede vedo anche che tutto, diciamo, tutto di noi comunque avrà un senso più grande, anche se qua giù sulla terra chiaramente è difficile, ecco, da comprendere, perché il dolore umanamente c'è. Simone stava cercando qualcosa di grande, qualcosa di immenso, qualcosa per il quale stava spendendo la vita, questa forza della natura che lo attirava. Andavano per turismo, per modo di dire, a sparare sulla popolazione, ad uccidere uomini, donne e bambini con dei fucili di precisione. È il caso dei
turisti cecchini di Sarajevo. Tra questi c'è un indagato di 80 anni. Tutto ciò risveglia in noi l'angoscia e la consapevolezza che l'umanità è in grado anche di creare queste situazioni e dare il peggio di sé. Sono queste le parole del sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava, in seguito alle agghiaccianti rivelazioni che nelle scorse ore hanno scosso profondamente la comunità friulana. Non più solo ombre, ma un volto e un nome sul registro degli indagati tra i cosiddetti turisti cecchini di Sarajevo. Nell'occhio del mirino, un ex camionista di 80 anni, residente proprio nel comune di San Vito. La gente che pagava per andare a ammazzare delle persone, quindi possiamo solo immaginare in tutti noi quali possono essere i risvolti. Risveglia in noi tutta una serie di incubi che purtroppo ci creano un forte disagio interno. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe pagato cifre altissime ai paramilitari serbi per potersi appostare sulle colline e sparare sui civili di Sarajevo tra il 1992 e il 1995. Descritto come un cittadino comune, ma solo in apparenza, appassionato di armi e vicino all'estrema destra, si sarebbe vantato in più occasioni di aver fatto caccia all'uomo nei Balcani. Nella sua abitazione sono stati sequestrati 4 fucili, una carabina e 2 pistole, regolarmente detenute, sulle quali però verranno effettuate delle analisi specifiche. Per quanto riguarda l'indagine, naturalmente non esprimiamo alcun tipo di pensiero, alcun tipo di giudizio, se non quello di avere piena fiducia nella magistratura e degli inquirenti per accertare la verità, e quindi il giudizio poi accerterà la verità rispetto a quello che è successo. Si terrà lunedì 9 febbraio l'interrogatorio fissato dalla Procura di Milano in attesa di far luce su una delle pagine più buie della nostra storia. Servizio di Esmeralda dalla Longa della nostra redazione di Trieste, e vediamo la polemica sulla uscita sbattendo la porta del generale Vannacci dalla Lega, e i vannacciani stanno decidendo se restare nel carroccio o seguire il loro leader di riferimento. Di questo abbiamo parlato con l'ex segretario veneto della Lega Giampaolo Gobbo. Non fa bene assolutamente né al movimento né alla coalizione una uscita del genere, perché potrebbe portare anche, alla situazione di far cadere anche il governo. La fuoriuscita dal carroccio dell'europarlamentare Roberto Vannacci, vice segretario leghista e ora fondatore di un nuovo movimento politico, al partito bene non fa, parola di Giampaolo Gobbo, e neppure alla coalizione di centrodestra. Ricordo ad esempio Panto, proprio qui in Veneto, che a un certo punto, non dando l'appoggio al centrodestra o non essendo accettato dal centrodestra, purtroppo il governo cadde a quei tempi. La Liga, d'altro canto, ne ha viste di peggio, prosegue Gobbo, anima e memoria storica del carroccio veneto. Ricordo che qui in Veneto noi abbiamo avuto 2 periodi molto particolari, dove a uscire non erano certamente dei nuovi arrivati come Vannacci, ma erano proprio i segretari regionali. Ricordo Comencini nel 98 e Tosi poi nel 2013, 14, cos'era, o 15 che fosse. Quindi su questo siamo abbastanza vaccinati. Lega rinvigorita e ricompattata? No, ma in Veneto neppure troppo acciaccata dopo questo sconquasso. Qui Vannacci aveva fatto relativamente presa, dice Gobbo, anche se il favore, soprattutto iniziale, non va né sminuito né sottovalutato. Più si è, meglio è. Più ci si capisce, meglio è in politica. Quindi questo per me non è un momento di battere le mani, anche perché io credo che la sua scelta sia stata dettata anche dai tantissimi team, cioè dai suoi fan, che ha in giro, e dai club che si sono creati. Nella Marca una ventina i leghisti che potrebbero seguire Vannacci. Gobbo invita a evitare epurazioni. Io credo che non si debba fare assolutamente una caccia, all'untore, perché non è questo il caso. Ci sono simpatie, ci sono state simpatie, ci sono state persone leghiste che si sono iscritte ai suoi club, ma non vedo, una situazione di grande fuoriuscita, almeno lo spero.
Allora, la Libertà Avanza Italia è il nome di un nuovo partito, la telecamera è questa, grazie ai nostri tecnici, se no mi devo girare. La Libertà Avanza Italia, un nuovo partito fondato per volontà dell'ingegner Sante Carraro, spessissimo ospite di Focus. Ingegnere, buongiorno. Buona giornata. Buona giornata. Intanto vediamo il simbolo del suo partito che riprende quello di Javier Milei, presidente argentino, no? Una motosega, ovviamente, che non stiamo utilizzando in questo momento, è il simbolo di questo partito. È il simbolo del partito di Milei, che è la Libertà Avanza, no? La Libertà Avanza Italia, per ovvi motivi, no? Il simbolo della motosega è per tagliare tutti i rami improduttivi di uno Stato, tutte le appendici che consumano risorse, tutte le posizioni che non sono necessarie. È riuscito a ridurre l'inflazione argentina dal 300% al 30% e sicuramente a noi una direzione teorica di questo tipo giova. Ha licenziato 60.000 dipendenti pubblici. Per noi in Italia ci presentiamo come partito monotematico, vogliamo l'abolizione del divieto dei referendum tributari, vogliamo consegnare alla gente la possibilità di ritornare alla democrazia diretta sulla decisione delle tasse, che è la cosa più importante di tutte. Noi dobbiamo avere la possibilità di decidere singolarmente su ogni tributo nuovo o vecchio o aumento di tributo, perché non possiamo delegare a 300 persone che tasse mettere e come spenderli, non è possibile. Possono fare cose sull'etica, sul fine vita o su mille altre questioni teoriche, sociali, ma non sulla parte economica. Senta, ingegnere, tutti i governi che si avvicendano ogni volta dicono taglieremo le tasse, poi alla fine la pressione fiscale rimane altissima, no? E non tagliano le tasse perché poi temono di non avere più risorse. Vero, perché non hanno coraggio di tagliare gli enti inutili. Noi siamo partito monotematico, ma perseguiamo il taglio di Banca Italia, il taglio del CNEL, il taglio delle authority, quella sulla privacy ultimamente è una roba indecente, indegna. Il CNEL è lì da 80 anni, non ha prodotto niente. CNEL di cui è presidente Brunetta, no? Renato Brunetta. Pro tempore Brunetta. Sì. Banca Italia ha una colpa gravissima, è quella che aveva il dovere di fare i controlli e nelle banche, nelle popolari venete, non ha fatto niente. Risultato, i veneti hanno bruciato 11 miliardi, ma non è caduta una sola testa nel pubblico e questo è scandaloso. Quindi sicuramente tutti i truffati dalle popolari venete dovrebbero esprimere un voto di apprezzamento per noi, perché noi vogliamo il taglio di Banca Italia, il taglio del CNEL e i soldi risparmiati usarli per cancellare sul serio le accise sui carburanti, che l'hanno sempre predicato e non l'hanno mai fatto. Anche i governativi di oggi sono degli spergiuri. Senta, quali sono gli altri punti del programma? Allora noi proponiamo una cosa innovativa. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale noi vogliamo tagliare il 50% della pubblica amministrazione. Facciamo un esempio il più banale, il più triviale. Le anagrafi comunali, non serve intelligenza mostruosa o capacità fantascientifiche, basta un po' di intelligenza artificiale e siamo in grado di far funzionare questi uffici 24 ore per 365 giorni all'anno, anche di Natale a Pasqua, senza malattie, senza maternità, senza scioperi, senza nessun problema, per tempo di istante zero, cioè ti attacchi e c'è subito un impiegato
virtuale che ti segue, non devi aspettare niente, e questo si può fare, ma si può fare anche per la ragioneria, per la tesoreria di un comune, si può fare in mille altre maniere. Pensiamo per esempio anche alla pubblica istruzione. Basta un robottino che controlla i ragazzi e riesce sicuramente a fare la stessa storia, la stessa geografia che fa un qualsiasi insegnante. Voi piangete sempre che per la decrescita italiana, per la denatalità. Cosa possiamo fare? Ragazzi, ci sono automi che costano 50.000 euro oggi. Si può fare tanto con queste cose qua. Pensiamo agli ospizi per gli anziani, no? Un operatore qualsiasi fa 8 ore, ma una giornata è 24 ore. Io con un automa, con un robot, riesco a lavorare per 24 ore, per 7 giorni, senza problemi. Teniamo gli umani per le cose impegnative, ma per pulire per terra, per fornire medicinali, per quelle cose di ordinaria amministrazione non serve un genio. Mica dico di mettere l'intelligenza artificiale al posto di un medico o di un chirurgo, no, ce li teniamo, anzi, però usiamo l'intelligenza artificiale dove è possibile, certo. Ed è possibile in tante maniere. Magari li usiamo i robot per le guerre, facciamo scontrare i robot. Purtroppo sì, perché le vite umane costano. Esattamente. Allora in quel caso purtroppo sappiamo già chi vince. Senta ingegnere, ci sono le suppletive, adesso voi vi presentate? Noi tentiamo di raccogliere le firme per presentarci nel collegio di Rovigo e nel collegio di Padova Nord. È una sfida difficilissima perché mancano pochissimi giorni al deposito, vediamo se ce la facciamo. Ma il nostro è un programma di lungo periodo, noi vorremmo esserci per le politiche del 27 e non abbiamo paura di scontrarci con nuovi gruppi come Vannacci, che poi Futuro Nazionale è già sepolto perché il simbolo è di proprietà di qualcuno ex Movimento 5 Stelle che non intende cederlo. La differenza tra noi e Vannacci è che noi abbiamo un programma economico, Vannacci no, Vannacci parla di cose che ci vanno benissimo, loro parlano di remigrazione, ma è un artificio retorico, noi parliamo semplicemente di espulsione, ma se ci mettiamo a fare etimologia il terreno è scivoloso, è la stessa cosa, è remigrazione o espulsione, a meno che lei venga qui con un trattato e mi spieghi le sottili differenze. È una maniera per imporre, mettere il cappello sopra una cosa che è vecchia. Noi siamo per un maggiore controllo, noi siamo per usare i robot col taser per controllare la delinquenza comune, non parlare. Cosa facciamo? Hanno fatto un nuovo decreto, ma io la invito a ricordare che hanno fatto un anno fa un decreto contro le occupazioni stradali di aeroporto, cioè il decreto c'è, ma quanti indagati ha visto? Eppure hanno occupato le tangenziali degli aeroporti e tutto, quindi non serve fare decreti, bisogna arrivare a farli rispettare, se no evitiamo di farli e facciamo più bella figura. Grazie ingegnere, grazie. La Libertà Avanza Italia, il partito fondato dall'ingegner Sante Carraro. Chi volesse mettersi in contatto e mandare una firma può farlo attraverso Facebook, ingegner Sante Carraro. Ingegnere, grazie. O LLAI o la Libertà Avanza Italia, ci sono tutti i gruppi. Grazie mille, buona giornata a lei ingegnere. A tutti. E intanto andiamo in pubblicità e poi torniamo con altre notizie. Grande successo a Trieste per Beatrice Venezzi, molto osteggiata invece a Venezia perché i sindacati orchestrali non la vogliono come direttrice della Fenice. A Trieste ha presentato il suo ultimo libro, Le sorelle di Mozart. Sentiamo Umberto Bosazzi.
Alla fine di un incontro nel foyer del Rossetti, gradevolissimo e assai partecipato, Beatrice Venezzi ha risposto alle domande della stampa a patto che riguardassero l'oggetto dell'appuntamento, ovvero il suo libro Le sorelle di Mozart. Però l'argomento stesso del volume, un excursus sulle figure femminili nella musica dal Medioevo ai giorni nostri, porta con sé in generale più di un riferimento alla vicenda che contrappone il direttore d'orchestra e il Teatro La Fenice in merito alla sua contestata nomina a direttore musicale. Perciò sulla questione, benché attentissima a non sbottonarsi troppo, Venezzi in qualche modo risponde. Fra le righe, ma risponde. Partiamo dal libro, che contiene anche un messaggio. Generalmente quando si parla di talento femminile lo si racconta come un'eccezione che però conferma la regola. E io invece credo che oggi come oggi, soprattutto per le giovani generazioni, per le bambine e le ragazze di oggi, ci sia la necessità di creare una nuova consapevolezza rispetto al valore che le donne hanno dimostrato, al talento che hanno dimostrato nel corso della storia. Un primo passaggio alla storia personale della Venezzi è facile e Venezzi non si sottrae, del resto su ciò si era espressa anche durante l'incontro moderato dal professor Paolo Quazzolo. Non nascondo, non ho mai nascosto le difficoltà che ho affrontato e che sempre affronto nella mia carriera, nel mio percorso in questo ambito così particolare e anche forse particolarmente chiuso, conservatore sicuramente. In questi giorni Beatrice Venezzi dirige al Verdi di Trieste Ascesa e caduta della città di Mahagoni di Brecht e Weil. E qui, rispondendo alla domanda, Venezzi spiega come si arriva al riscontro più che positivo che lo spettacolo sta ottenendo, in virtù, voci di corridoio lo confermano, proprio del lavoro del comparto musicale più che di una regia a corrente alternata. Ed è in questo caso che si legge anche un riferimento all'atteggiamento della compagine veneziana nei suoi confronti. Ho trovato un grande affetto da parte del pubblico triestino e devo dire la verità anche da parte di tutte le maestranze del teatro, per cui questo ha confermato la bontà del lavoro, ha confermato la volontà di far parte di una squadra che portava a casa questo risultato, devo dire insomma senza mezzi termini, appunto importante, il fatto che ci sia stata tutta questa accoglienza tanto da parte del pubblico quanto questo fermento e anche volontà di fare bene, di dare il massimo da parte di tutte le maestranze del Verdi, devo dire, e degli artisti anche, devo dire che mi ha dato una grande soddisfazione. A Bassano del Grappa torna il 15 febbraio il carnevale più atteso del territorio, la sfilata dei carri. Il 17 martedì grasso, spazio al concorso della Bautina d'Argento. Monica Smider. Quello di Bassano è sicuramente il carnevale più atteso del territorio. Migliaia le persone che invadono ogni anno la città per l'imperdibile sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, valida per il concorso Nason d'Oro. Il programma e il percorso rispettano la tradizione, partenza da Via Velo e arrivo in Viale De Gasperi con passaggio nel cuore del centro storico attraverso le piazze. L'appuntamento è per il 15 febbraio dalle 14:30. Saranno 10 carri in concorso, preceduti dalle Majorette di Nove e dalla band orchestra Bovo di Carmignano di Brenta. Ci diamo da fare per scegliere i carri più belli, ovviamente. Carri intendiamo anche con una bella coreografia attorno, in modo che la cosa renda anche curiosità per la gente, no? Curiosità, entusiasmo, voglia di divertirsi, musica e colori che torneranno anche per il concorso della Bautina d'Argento il martedì grasso 17 febbraio, quando protagonisti saranno soprattutto i bambini con le loro maschere. Anche quest'anno, come da tradizione, l'amministrazione comunale non poteva non organizzare il carnevale. Aspettiamo tutti i bambini, le famiglie di Bassano, ma anche i tanti visitatori e turisti amanti del carnevale. Tradizione, ma c'è voglia anche di novità, ed ecco che la Pro Bassano sta pensando di proporre per il prossimo anno anche una grande festa di piazza il sabato sera. Dei piccoli spettacoli sparsi per la città, tipo forme teatrali oppure artisti funamboli e roba del genere. Ecco, creare un po' questo clima carnevalesco e magari con tanta gente che si veste in maschera come che era una volta. Gli ospiti di questa sera Focus: Nicola Falconi, Stefano Marrone, Ivan Palasgo, Gianluca Schiavon, Giulia Vazzoler e Francesco
Vianello. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Marco Gagliazzo. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.